Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto con questo primo live mattutino per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, chiaramente aggiornamenti di cronaca, ultime ore dalla nostra zona. Allora, innanzitutto diciamo subito che questa mattina c'è stato un inseguimento e ringraziamo anche un nostro utente che ci ha inviato le immagini, che si è trovato per puro caso, possiamo dire, sul posto. C'è stato un inseguimento poco prima delle 6 e un quarto di questa mattina dove una macchina con a bordo 2 persone, targata italiana, non si è fermata all'ALT della polizia slovena mentre stava attraversando il confine. Da lì è partito un lungo inseguimento che si è protratto lungo i comuni di Cormons, San Giovanni a Natisone e Corno di Rosazzo, anche grazie alla collaborazione della polizia italiana. Come sapete esiste da tanti anni insomma, questa collaborazione di Interpol tra le due forze dell'ordine, non solo per quanto riguarda insomma, fatti che accadono nell'arco dei 15 chilometri tra dove una volta diciamo, esisteva la linea di confine, sta di fatto che l'auto è stata intercettata successivamente dalle forze dell'ordine e fermata a Visinale degli Udrio, all'altezza dell'incrocio dove c'è il monumento, tanto per essere chiari, il monumento del primo colpo di fucile che scaturì l'entrata in guerra, diciamo così, dell'Italia nella Grande Guerra. Ripetiamo, al momento non ci sono state fornite ulteriori novità per quanto riguarda il fatto in sé in cronaca, ma c'è stato comunicato che in giornata comunque ci sarà un comunicato ufficiale che racconterà il perché queste 2 persone a bordo dell'auto non si siano fermate all'alt e al controllo della polizia slovena e abbiano innescato una sorta di inseguimento stile anni 70, come quei film polizieschi che molto spesso vediamo attraverso i canali e forse da queste parti siamo un poco abituati, mentre magari in altre regioni d'Italia è un po' una routine, da queste parti insomma non siamo molto abituati a vedere tutto ciò. Il tutto si è concluso intorno alle 7 di questa mattina, come detto, all'altezza dell'incrocio di Visinale degli Udrio, il comune di Corno di Rosazzo, le 2 persone sono state fermate, ora come si dice in corso le fasi di indagini di polizia giudiziaria. Chiaramente ringraziamo il nostro utente che, ripetiamo, per puro caso si trovava a bordo di una corriera e ha immortalato il tutto e ci ha inviato gentilmente le immagini. Torniamo in studio, chiaramente ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata. Importante novità per quanto riguarda la partita Udinese-Salernitana, perché è arrivata la comunicazione ufficiale poco dopo l'1 di stanotte. Come spiega il club campano in una nota, la Salernitana non partirà per Udine. La società, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra, prende atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno, che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega di Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali. La decisione è arrivata dopo la doppia positività emersa all'interno del gruppo squadra. Ora la Lega di Serie A rinvierà a data da destinarsi la partita in questione, originariamente programmata per questa sera alle 18:30 allo Stadio Friuli. C'è la solita guerra, chiaramente adesso tra ASL e Lega Calcio, la gara è ancora in programma e come aveva detto appunto anche il direttore tecnico dell'Udinese, la decisione era quella di far disputare il match, scusate se rido, ma purtroppo il calcio ultimamente veramente ci fa ridere per non piangere. Ma l'ASL appunto Campana ha bloccato tutto e quindi la Salernitana non potrà essere in campo. Rimane ora da capire se la Lega di Serie A rinvierà davvero la partita o se inizialmente ci sarà il 3-0 a tavolino con successivo ricorso.
Comunque tutto in piedi sta di fatto, ripetiamo anche per i tifosi che magari questa sera avevano programmato la partenza verso lo stadio Friuli per assistere a Udinese Salernitana, la partita non si gioca, dunque Udinese Salernitana al momento rinviata, data da destinarsi, ma soprattutto ci potrebbe essere, come detto, il 3-0 a tavolino a favore dell'Udinese. E adesso parliamo di sanità, importanti novità nel prossimo servizio. Oggi è stata presentata questa collaborazione, questa partnership importante fra la Fondazione Italiana Fegato, INSIEL e la Regione per quel che riguarda la gestione dei dati sulle malattie del fegato. Tutta una serie di vantaggi, soprattutto in prospettiva per quel che riguarda la prevenzione. La nostra Regione ha un grande patrimonio di informazioni, INSIEL è depositario per conto del Servizio Sanitario Regionale e tutti questi dati sono importantissimi per chi studia e chi cerca delle soluzioni sulla base del passato e del presente per garantire migliori condizioni di cura del futuro. Il tema del fegato è sicuramente uno degli aspetti più delicati che conosciamo e quindi noi siamo orgogliosi che in questa regione ci sia la Fondazione Italiana Fegato e con il professor Ziribelli c'è una collaborazione che va avanti da molti anni che noi intendiamo intensificare a beneficio delle persone per incontrare prima purtroppo eventuali casi di malattia, certi che questo risultato di alleanza tra la Regione, la sua società informatica e la Fondazione possono dare dei risultati positivi per il futuro. E prima di concludere vi diamo un'altra notizia che ci è appena giunta in redazione, proprio un'ultimissima, perché intorno alle 2:30 del pomeriggio di oggi ci sarà una conferenza stampa per un semplice motivo, perché l'hub vaccinale per quanto riguarda l'area isontina, in particolare Monfalcone, verrà spostato all'interno della Fincantieri e alle 14:30 ci sarà appunto una conferenza stampa dove parteciperà anche l'assessore Riccardi, chiaramente anche il primo cittadino Cisint, ma anche su questo fatto vi daremo ulteriori delucidazioni intorno alle 11 di questa mattina, perché saremo a Monfalcone per un'importante giornata dedicata alle vittime dell'amianto. Saremo proprio all'interno del MUCA di Panzano per raccontare questo evento e parleremo appunto anche col sindaco in anteprima per quanto riguarda insomma questa importante novità di spostare l'hub vaccinale all'interno dell'area della Fincantieri. Per il momento è tutto, 9:25 per chi ci guarda in diretta, ulteriori news sul nostro sito, grazie come sempre per la visione e all'ascolto e come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.